Sindaco, allora cosa sta succedendo a Camastra in merito alla volontà di non cedere le vostre reti idriche nel comune di Camastra? Avete costituito anche un comitato, ecco, l'acqua è vostra e non si tocca. Ci illustri un po' sulla situazione attuale? Sì, allora, in poche parole, noi dovremmo aderire alla gestione dell'AICA, che è una società pubblica, come sappiamo, perché abbiamo avuto il diniego della salvaguardia per gestirla in house, perché attualmente il comune la gestisce il servizio idrico in house. Sono stato diffidato perché non ho ceduto le reti. I cittadini sono venuti a conoscenza di queste diffide e di conseguenza hanno creato un comitato spontaneo per dire no alla cessione delle reti idriche. Dal punto di vista amministrativo, nel 2020 è stato nominato un legale del Foro di Reggio Calabria, l'avvocato Callipo, che ha presentato un ricorso e ad oggi non è stata fissata ancora nessuna udienza. L'anno scorso abbiamo incaricato un tecnico altamente specializzato, un geologo, che ci ha fornito qualche settimana fa tutti gli studi che ha fatto a livello idrogeologico e quindi un requisito che è stato dichiarato mancante dell'articolo 147, cioè che la sorgente deve ricadere in un'area naturale o area protetta. In poche parole, la nostra sorgente, attraverso questo studio, è stato dimostrato che ricade in un'area naturale. E quindi abbiamo presentato nuovamente tutta la documentazione richiedendo il riconoscimento dell'articolo 147 che ci permette di continuare a gestire il servizio idrico in house. Quindi voi sostanzialmente vi preoccupate che la bolletta idrica possa, diciamo, andare alle stelle. Mediamente oggi cosa pagate? Sì, in poche parole, cambiare la gestione, quindi passare dalla gestione in house alla gestione da parte della società pubblica comporta un innalzamento elevato dei costi e devo precisare anche che per quanto riguarda l'erogazione del servizio si avrà sicuramente meno efficienza e questo lo dichiariamo in base ai risultati precedenti della gestione privata da parte della Girgenti Acque e della gestione pubblica da parte di AICA e di conseguenza i cittadini sono preoccupati per tutti e due i punti, sia per quanto riguarda l'innalzamento dei costi e sia per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua. Avete in mente di fare altre manifestazioni di protesta? Sicuramente noi stiamo percorrendo questa strada per le vie legali, ma i cittadini si stanno organizzando un'altra assemblea e quindi a breve sicuramente come hanno fatto nelle ultime tre ci inviteranno ufficialmente per informarci degli sviluppi che hanno fatto fino ad oggi.